Buongiorno, bentrovati col notiziario di Prealpina.it. In primo piano la politica. A Varese centrosinistra e centrodestra affilano le armi in vista del ballottaggio che vede opposti il sindaco uscente Davide Galimberti e il candidato sindaco del centrodestra Matteo Bianchi. Stasera alla Schiranna il centrosinistra con Galimberti si riunisce per mettere a fuoco le strategie da attuare in questi giorni che separano dal voto del ballottaggio. Nel frattempo Bianchi, sempre stasera, incontra i militanti della Lega nella sezione cittadina del Carroccio. Come era andata al primo turno, Galimberti ha avuto un consenso di 3 punti percentuali in più rispetto a Bianchi, ma il segretario cittadino del PD, Luca Carignola, raffredda gli entusiasmi e ammonisce: non abbiamo ancora vinto. Un appello agli elettori varesini affinché si presentino alle urne per il voto del ballottaggio viene lanciato oggi da Cristiano Angioi Viglio, che è il commissario cittadino della Lega. Sempre oggi è intervenuta sul discorso del ballottaggio a Varese anche Maria Chiara Gadda, che è deputata di Italia Viva, che sostiene a Varese Davide Galimberti. Ha invitato appunto a votare il sindaco uscente per dare continuità al suo lavoro in città. Maggiori approfondimenti si possono leggere sul giornale in edicola oggi e su Prealpina.it. E adesso la cronaca: 21 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a 11 persone accusate di aver raggirato 1500 investitori, tra cui numerosi professionisti e imprenditori. Gli indagati sono residenti in Svizzera, in Lombardia e nel Lazio. L'inchiesta è condotta a Milano. La truffa sarebbe consistita nel convincere in modo fraudolento gli investitori a destinare risorse finanziarie in fondi mobiliari costituiti alle Isole Bermude e nel Liechtenstein. In questo modo venivano rastrellati capitali e venivano destinati a fondi che poi venivano svuotati e rimanevano senza liquidità. Spostiamoci adesso a Castellanza, dove proseguono oggi le ricerche della donna legnanese di 46 anni scomparsa da martedì. Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco e si concentrano attorno al corso del fiume Olona. Si sospetta infatti che la donna sia scivolata in acqua dopo aver parcheggiato l'auto nei pressi del fiume, ma non si escludono altre ipotesi. Cresce nel frattempo l'apprensione per le sorti della 46enne. Ora a Busto Arsizio, dove in tribunale si è presentato Jacques Villeneuve, campione del mondo di Formula 1 nel 1997. Villeneuve si è presentato per mettere la parola fine a 9 anni di unione con la modella brasiliana Camilla Lopez. L'udienza dinanzi al giudice Paganini era per valutare i provvedimenti urgenti da stabilire in attesa dell'iter per il divorzio davanti al giudice di merito. In tribunale era presente anche l'ex moglie. La separazione avviene a Busto Arsizio perché dal 2019 Villeneuve vive a Sommalombardo. Tutti i particolari si possono leggere su Prealpina.it e sul giornale in edicola oggi. Il servizio è di Sara Craspi. E infine una notizia curiosa: nel parco dell'Alto Milanese è stato avvistato un ibis, rarissimo esemplare di uccello eremita. L'animale ha 3 anni e sta migrando verso Orbetello, dunque il parco dell'Alto Milanese è una tappa di questo viaggio per l'ibis. Il presidente del parco raccomanda di non dare cibo a questo uccello né di avvicinarlo o cercarne un contatto. Si tratta infatti di una specie protetta. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento al notiziario delle ore 19. Una buona giornata.